Allora ci siamo in diretta. Ok. Allora ci siamo? Vediamo, mandatemi un messaggio perché è il mio numero. Abbiamo avuto qualche problemino di connessione iniziale. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Leto Ianni. In questo momento la formazione di casa avanti 6-3. La prima giornata di campionato Serie B maschile. Vediamo una Jolly con una veste nuova, un nuovo logo. Intanto qui gioca il Leto Ianni con un ottimo recupero. Attacco al centro che è in. Lascia sfilare Dionisio Di Pasquale. E punteggio sul 7-3. Fasanaro, prova, ci sono io? Sì, Prova, ti sento. ci sei? Sì. Si sente? Sono Ok, basso. perfetto, ci siamo. Ovviamente non c'è diretta Renato senza qualche problemino ogni tanto. Ora sono 5 mesi pieni che non andiamo in diretta con una partita di pallavolo, siamo un pochettino Certo. scarichi, ci dobbiamo riprendere. No, è che oggi all'1 meno 20, dopo aver finito di programmare tutto, mi si stacca la luce mentre stavo salvando. Quindi, ricapitolando, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport dei Leto Ianni. In questo momento le squadre sono tornate in campo dopo il primo time out chiesto da mister Chirumbolo. Jolly Fasanaro al servizio. per Leto Ianni, Jolly schierata in campo con Remo Libero, Dionisio Di Pasquale, degli Esposti che adesso alza il pallone per Matteo Bonati. E porta a 4 il punteggio della
Jolly Cinquefrondi. In campo con la Jolly, Arena con il numero 10. Nuovo acquisto centrale. Peppe Orlando in posizione di opposto. E Walter Vaiana. Tante out, la battuta del centrale Arena. Nuovo centrale, nuovo acquisto della Jolly. Come sempre un progetto giovane, quello della Jolly Cinquefrondi. Balsamo al servizio. Riceve il libero Remo con un mani Money out. out. Money out. No, a quanto pare tocca l'asta l'attacco di Peppe Orlando. Non l'ho vista muoversi veramente. No, io neanche, sinceramente mi sembrava Veramente è più carambolata money out. è carambolata su Peppe Orlando. Riceve Peppe Orlando degli esposti, sistema il pallone al centro per Dionisio Di Pasquale. Tocca il muro del Letojanni. Pallone che cade a terra, non ci arriva. Il libero Fabio Remo. Dobbiamo un pochettino carburare ancora. Sempre Balsamo al servizio su Dionisio Di Pasquale. Peppe Orlando ma Murato. Un master block perfetto del Letojanni sul nuovo posto della Jolly. Si ferma sul nastro la battuta dell'alzatore Balsamo. Ed è una vecchia conoscenza Balsamo, Renato. Eh sì. Ogni anno ce lo ritroviamo contro. Eh sì, sì. E questa è una mia vecchia battuta che ora zio Aldo abbasserà il volume. È il duo inedito, non inedito, il duo che ritroviamo Battiato Balsamo. Sì. Ah, Aeroplanino. completamente out questo servizio di Peppe Orlando. Ha voluto forzare, ma smanaccia completamente. E quindi adesso il Letojanni al servizio. Riceve Dionisio Di Pasquale. Primo tempo di Vaiana, c'è un recupero. Ed è in. Perfetto. Un'ottima giocata del Letojanni. Con un ottimo recupero nel Letojanni, ex Jolly. Giovanni Chillemi. E chi è costui? No, quale Giovanni Chillemi? No. C'è. È in campo, ma non lì. batte Giovanni Chillemi. Adesso no. Oh! Ace! Lasciano sfilare i giocatori della Jolly. 15-5 avanti di 10 la formazione siciliana, e chiama il secondo timeout mister Tonino Chirumbolo. Sì, era la battuta Cortina che ha preso il posto del libero Chiesa. E allora non ci siamo neanche presentati, magari lo faremo a fine primo set in maniera più approfondita. È molto semplice, guarda, se tu schiacci la tastiera. Vediamo dove ce l'abbiamo. Questa? Eccola. Eccola. Vedi? Gabriele Bonini e che l'ho rifatto da che zero. vi parla, e Renato Gallo, uno staff un po' ridimensionato quest'oggi. Salutiamo Annalisa che ci sta seguendo. Eh sì, perché la nostra regista ha iniziato un'altra carriera, quella universitaria, che salutiamo, ci sta seguendo da Torino. Tanto il gioco riprende. Fabio Remo riceve bene
degli Matteo esposti. Bonati, ma c'è sul libero Chiesa. Chillemi tenta un pallonetto Vaiana ci torna su quel pallone. La dalla gioca parte ancora opposta, Letojanni. sale il numero 4 Torre e fa da torre di nome e di fatto. Che si può dire? È un Letojanni molto organizzato. Sì, una corazzata È attrezzato anche di per arrivare lì tra le prime posizioni. Già da diversi anni. Cortina al servizio. Forte ma è Out out. E quindi si sblocca la Jolly. Torna a meno 10. con Questo Matteo Bonati al servizio. Nell'attesa lunga Torre, è no, numero perfetto. 4 Torre, sì, da quella parte. Ho visto una torre alta. Quindi 17-6, non poteva fare nulla Fabio Remo qua. Mi rimane il pallone tra le braccia. Battiato. Battiato Sì, al servizio. alla battuta. Riceve Dionisio Di Dionisio. Pasquale. E Dionisio si propone, ma c'è recupero sotto Olè! rete. Deve ributtare di là Dionisio. Primo tempo e Oh! pallonetto appena toccato. Letta benissimo Renato. Buco Ottimo al questo. centro, tocco Sì, leggero. ottimo questo primo tempo. 18-6. Grande distacco tra le due squadre. Andiamo con lo zoom sulla battuta. È out. Sì. Ogni tanto qualche punticino anche per la Jolly che adesso si porta a 7. Con Vaiana al servizio. Non c'è ovviamente nell'inquadratura, non basta lo spazio in questa palestra. Oh! Ace per Ace Walter Vaiana. per Una brutta ricezione di Chiesa, il libero del Letojanni. Ed è ancora Walter Vaiana ad andare al servizio per la Jolly. Sul 18-8. 18 8. 8. Riceve Letojanni, palla all'indietro, è Mamma. solo Dionisio Di Pasquale a muro. E ampia libertà di scelta per lo schiacciatore del Letojanni. 19-8. Con Giovanni Chillemi al servizio. Ci ha fatto parecchio male l'anno scorso Giovanni Chillemi al servizio. Vedremo se si ripeterà. Bene Remo. A ricevere. Dionisio, tocco del muro, Perfetto. mani out. Ok, ed è quello che deve fare la Jolly, cercare il muro avversario, che questa volta, se non mi sbaglio, hanno saltato in 3. Quindi l'unica soluzione. È il Mani turno out. degli esposti. Intanto è entrato il numero 17. Buremi. Chi è uscito? È uscito Giovanni? Sì, Giovanni Chillemi per il numero... 17. No, il 17 è entrato prima. Ah, ok. Siamo un po' ostacolati. Noi non siamo ovviamente nella posizione della telecamera, ma siamo 12. nell'angolino Vitale. a destra della palestra. Giovanni Chillemi, entra Vitale. È entrato il 17 Buremi ed è uscito? Lo vedremo vivendo. Intanto degli esposti è pronto a fondo campo. Chiesa a Chiesa. ricevere. Olle. Ehi. Torre prende il muro in discesa con un pallonetto.
Ovviamente ha visto un po' un muro disorganizzato della Jolly. Come state notando non abbiamo il replay. Speriamo di poterlo Ci sarà ripristinare in futuro. nuovamente. Sì. Spin che si Sì, ferma sulla rete, la battuta del numero 4 4 Torre. torre. Adesso Jolly al servizio con il capitano Dionisio Di Pasquale. Oh, Non ricevuto benissimo, bello. ma sistema tutto. Ed è in Sistema tutto. diagonale del balza. numero 6 Cortina. È stato bravo ad alzare Balsamo questa palla, non era Sì. molto facile. 21-10. Quando alza lui i cavalli danzano. Su Dionisio Di Pasquale. Degli esposti all'indietro per Peppe Orlando. Diagonale di Peppe Orlando. Ci dobbiamo fare un po' l'occhio a vederlo in quella posizione. Sì. Ovviamente siamo abituati a vederlo. Abbiamo lasciato l'anno come scorso centrale. come centrale, lo ritroviamo come opposto, con una bella elevazione, devo dire. Al servizio Arena. Centrale. Autocopertura di Vaiana, non perfetta. Degli esposti copre Dionisio Di Pasquale. Morbida alza. per Dionisio. Ancora Arena, copertura a fondo campo. Bonati a schiacciare. Tocca, Tocca il tetto. a tutto braccio, Matteo. E beh, anche il tetto di questa palestra è molto basso. Sì. L'abbiamo visto anche negli anni passati. Arena per il libero Chiesa che riceve facile primo tempo, ma c'è Vaiana che mura, alza Chiesa per... Peccato, era tornato Walter Vaiana su questo pallone, ma il pallone rimbalza forte verso la panchina Jolly. 22-12. Sembra fosse il numero 6 Cortina che ha il servizio Gabriele Io sono Zumma. più ostacolato di te. Zumma. Più ostacolo. Cam 2. Devi togliere questo, se no non zoom. Togli sto coso. Andiamo con Dionisio Di Pasquale che riceve. Matteo Bonati. La copertura di Peppe Orlando, bella. Però si coordina male questa volta Matteo. Era un pallone roteante in aria. Difficile da schiacciare. 23-12. Ancora 12. Servizio Letoianni. Non riceve bene qui la Jolly 5 Frondi. Sì. Fabio Remo ha ritardato pensando andasse fuori, poi è intervenuto all'ultimo istante. Letoianni che si porta al set point. Buremia al servizio. Dionisio riceve degli esposti all'indietro per Peppe Orlando. Muro delle Toianni, recupera Dionisio Di Pasquale, ma no. Perché si chiude il pallone ha toccato terra. Quindi 25-12 questo primo set. Siamo in diretta dalla palestra della scuola media Enrico Fermi di Letoianni. Anche quest'anno cercheremo di trasmettervi tutte le partite della Jolly 5 Frondi in diretta qui sulle edicole di Pinuccio. Intanto vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram Edicola di Pinuccio, nostro sito web www.edicoladipinuccio.it. Iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina così per ricevere tutte le notifiche sui video e sulle dirette. Così almeno anche se capiterà nuovamente qualche problema basta trovare il nuovo link sul canale YouTube.
perché ogni volta che cade la linea purtroppo si genera un nuovo link. Detto ciò, chi siamo noi? Siamo le Edicole di Pinuccio, siamo Renato e Gabriele oggi, che da anni cercano di trasmettere la passione della pallavolo, la passione per lo sport cinquefrondese. Pensate che io ero piccolino, appena 7 anni, quando ho iniziato con le riprese per gioco delle partite di pallavolo. Adesso ne ho 19. E quindi siamo qui a raccontarvi, a trasmettervi le emozioni di ogni partita della Jolly. E ovviamente lo facciamo per voi che ci seguite da casa. E quindi un saluto a tutti voi spettatori. Salutiamo anche un ragazzo che ha giocato tantissimi anni alla Jolly, dalle giovanili fino a 4-5 anni se non mi sbaglio di Serie B, che è Giacomo Varamo, anche lui fuori per impegni di studio, e lo salutiamo, come salutiamo tutti gli altri ragazzi che sappiamo che ci seguono, che hanno giocato, che hanno partecipato alle gare della Jolly Cinquefrondi, alle famiglie intere dei ragazzi. Quindi salutiamo anche Albano che ci segue sempre, ci manda i messaggi. E il prossimo giro di saluti, prossimo set. Io ero senza cuffia, non ho sentito, ma mi associo. Tanto squadre pronte a rientrare in campo in questo secondo set. Con la battuta il Leto Ianni. Al servizio il numero 4, Torre. No, cambia. Consegna il pallone al numero 6, Cortina, che in questo set parte titolare, capitano e schiacciatore del Leto Ianni. Leto Ianni in campo con Torre, Cortina, Fasanaro, Chillemi, Balsamo, Battiato e il libero Chiesa. Cortina al servizio. Jolly invece in campo con Dionisio, Remo e Bonati in fase di ricezione. Eccolo, Corta. pallone che cade davanti proprio ai ricettori della Jolly che avevo appena nominato. 1-0 quindi per Volley Letojanni. Quindi Cortina di nuovo al servizio dopo il suo ace. Stavolta è forte. Riceveremo, deve sistemare il pallone ma passa forse out. Invece no, perché No, davanti agli occhi dell'arbitro. Uno pari quindi. Pallone che cade nel campo del Letojanni. recupero In extremis, in possiamo extremis, dire. sì, di degli esposti. Walter Vaiana intanto al servizio per la Jolly. Su Chiesa. Balsamo Primo tempo, pallonetto del numero 3 Battiato. Non sta forzando Letojanni. Due Vai. palle corte a fregare i giocatori della Jolly.
prima l'ace, adesso il primo tempo corto. Tanto è entrato nessuno, perché è sempre il numero 3 Battiato su Matteo Bonati. Degli esposti per Dionisio Di Dionisio Di Pasquale, Pasquale pallone tenta una palla lunga ma intercetta Balsamo, Balsamo. sporca un pochino il muro. Dalla parte opposta il nostro Ok, opposto per il 2 pari Peppe Orlando. Io continuo ad avere in cuffia, un leggero fischio, lo no, senti? non mi sento. Ah, ok, io ti sento quindi. Balsamo intanto, Mamma mia, forte la schiacciata del senza numero 4, muro. Torre. Lasci una torre scoperta. I nemici attaccano E ti fa a Giovanni servizio. Chillemi al servizio. Joe, E ti fa scaccomatto la torre. sì. L'ex della partita, Giovanni Chillemi. Buona. Spin per lui su Fabio Remo, che non riesce a tenere bene. Pallone molto basso, non può recuperare Luca degli Esposti. E 4-2. Break del Letojanni. Ancora Giovanni Chillemi quindi al servizio. Sempre su Fabio Remo Fabio stavolta Remex riceve sotto, bene. riceve il nostro opposto, Bravo. sale sopra il muro e appoggia la palla a fondo campo. Sì, Non abbiamo detto gli arbitri. Il primo arbitro Sparta Claudio, il secondo arbitro Donato Raffaele. Tanto punto del Letojanni che si porta sul 5-3. capito perché non mi sento. Non mi sento a sinistra. Torre al servizio. Riceve Matteo Bonati, degli Esposti E Matteo cerca proprio Bonati Matteo, ma c'è... Ah, il buca pallone il giusto muro, calcio. ma Sì, ora sì, mi sì. sento. Matteo a tutto braccio, ha bucato il muro, la palla si è insaccata. Al servizio non vedo chi è, laggiù, Arena. Sì. Balsamo cerca la pipe di Chillemi. Ottima la pipe di Chillemi. Sbuccia la rete Chillemi e mette a terra. E siamo al 6-4, altro break per la formazione siciliana. Fasanaro al servizio. Riceve Dionisio. Deve sistemare il pallone Peppe Orlando. C'è un'invasione a rete Sì, del del muro, muro. Sicuramente muro a il 3. numero 3 Battiato, che Peppe facendo Orlando al servizio, cam 2 Gabriele. avanti di uno ancora Letojanni. Peppe Orlando tenta la Buona, spin. ma risponde anche Chiesa dalla parte opposta. Il numero 6 Cortina fa rimbalzare sulla testa di Dionisio Di Pasquale, mi sembra che era a rete. Altro break quindi Letojanni. Balsamo al servizio sul 7-5. Ovviamente è molto difficile che Letojanni sbagli tecnicamente. Balsamo. Riceveremo degli Primo esposti al tempo, centro, ma Walter c'è Maiana. intercetta il muro, pipe di Bella. Torre. 8-5. Sempre Balsamo al servizio in salto. Remo.
Matteo Bonati era in schiacciata, di nuovo si ripropone con un Muro. muro a 3, tenta una palla spinta ma sul muro E che rimanda giustamente, al mittente, punto Letojanni. giustamente Matteo si vede una montagna davanti da Sì, scalare. questo Tenta il pallonetto, ma sono stati bravissimi i giocatori tentato delle pallanetto, ha Toianni. tirato una palla spinta sulle mani del muro. O forzare o spingere l'avrebbero bloccato. Dionisio a ricevere degli esposti, rimanda di là. Facile la giocata per Letojanni, altro pallonetto. Ancora una volta di pallonetto il Letojanni. 10-5 e Vediamo lo inizia a sta. prendere lo slancio. Sempre Balsamo al servizio. Quarto servizio consecutivo per Balsamo. Sì, in serie positiva Letojanni. Ancora spin per Balsamo. Benissimo, Dionisio Di Pasquale. Degli esposti dietro ad una mano per Orlando. Il pallone sembrava destinato out. Sì, ci ha messo le mani Balsamo. Sì, che si scusa poi con i suoi compagni. Era partito un missile di Peppe Orlando, ma è stato più forte la Bonati, volontà cambio di 2. Balsamo. Primo tempo con Battiato, il duo Balsamo-Battiato duettano Funziona. bene e zio Aldo ha abbassato il volume. Questo ovviamente i veterani, no, che ci seguono le sanno tutte ormai, quindi Sì, questa è vecchia. Sto rispolverando e le vecchie ci sta la battute. prima di campionato, quindi dopo 5 mesi di Cortina al astinenza. servizio. Forte Fortissima. su Dionisio Di Pasquale, primo tempo di Vaiana che Ok. colpisce il muro di Torre. Quindi testa out. Questa volta Vaiana ha visto il muro ben piazzato, ha detto lascia che tiro un po' più forte rispetto al solito. Fa bene, mani out, 11-7. Trovato il buco tra le mani di Torre. Vaiana al servizio. C'è una Una richiesta di richiesta di formazione. formazione di Sì, Dionisio. Dionisio, capitano della Jolly. E Cortina invece il capitano del Letojanni. È Out. out, aveva cercato l'angolino Vaiana. Manca un po' la precisione alla Jolly. Servizio del Letojanni. Torna dal campo elettorale nel primo tempo, ma ci mette una pezza Matteo Bonati, alza. Oh! Regenbacher. Oh, presa. Ha Non si presa. sa come. Degli esposti, la gira per È out, Dionisio. Tira peccato. forte. C'è È anche in? Ah, c'è tocco del tocco, muro, c'è tocco del tocco. muro. C'è il tocco. Infatti ha fischiato il secondo arbitro che era lì. Grande schiacciata di Dionisio che si è alzato in volo. Cam 2. Degli esposti al servizio per la Jolly. Chillemi riceve. Torre, solito pallonetto, Peppe però Orlando c'è, tocca la rete. tocca la rete. Sì, sì, si è vista in maniera netta. Giovanni Chillemi di nuovo al servizio. Forte su Dionisio Di Pasquale che tocca, sfiora il soffitto. Si era buttato Dionisio su questa bomba di Giovanni Chillemi. 14-8, ovviamente non c'è storia. Batte forte sempre Giovanni Chillemi. Eccolo ancora al servizio, sempre spin. Questa Stavolta volta è però è out. out.
Lascia sfilare Dionisio Di Pasquale al suo fianco, cade A il inizio, pallone. prima dell'inizio della partita, Giovanni mi ha detto che è invecchiato quando io ho detto che non c'è Annalisa, che è all'università. Dice no, ma quanto tempo è passato? Sono invecchiato. Primo tempo, tanto c'è Penna che saltella davanti a me, non vedo. Balsamo dall'altra parte, Buono, centro del Muro! Jolly e È in. in la palla, no. È in, completamente in. Chiesa Cortina protesta, ma la palla del Muro della Jolly è finita in campo. E si va al 14-10. Oh, prende Oh! l'asta Dionisio Di Pasquale. Voleva trovare l'angolino Dionisio. Sì, cercava lungolinea. Continua Penna a saltellare Ops. e non mi fa vedere, sta riscaldando proprio davanti a me. In piedi è 2 metri. 2 metri Torre una intanto penna. al servizio. Ancora Tocca il spin. nastro Bonati. Primo tempo di Arena, ripreso dal... Out. E in. Si Luca. sposta degli esposti, ma la palla Sì. finisce in su questa pipe di Torre per il 16-10. Io mi devo spostare di nuovo. Forse bisogna crederci un po' di più su questi palloni. Time out. Errori di valutazione, errori a muro. 16-10. Intanto. Nella prima giornata di campionato, Raffaele Lamezia contro Promar Volley Siracusa, Jolly contro Letojanni che stiamo vedendo, Catania contro Palermo, Bronte contro Gupe Volley, Costa Dolci Papiro contro Catania. Errore al servizio del numero 4 Torre. Quindi Jolly ha 11 punti. Servizio di Raffaele Zangari che è entrato nella Jolly, 17-11 il punteggio dopo quest'ottima schiacciata del Letojanni. Non avevo visto il cambio della Jolly. Penso al posto di Arena era entrato Raffaele Zangari. Ah. Matteo Bonati, tocco del Muro, ma c'è copertura a fondo campo e Muro della Jolly sulla riga di Vaiana. Bene, ha scelto di forzare il Letojanni questo attacco. Bravo Vaiana a posizionarsi bene con il suo muro. Servizio Jolly, bravissimo! Buono! Peppe In mezzo a Orlando! Chiesa e Giovanni Chillemi. Passa questa bomba di Peppe Orlando per il Bravo, bravo. 17-13. Si è coordinato bene questa volta, abbiamo sentito fino a qui il suo verso. (17-13). Questa volta colpisce Vaiana. Aia.
Siamo sulle paste. 18 a 13. Degli Esposti con una mano schiaccia Matteo Bonati, c'è il muro, la doppia copertura del Letojanni. Ancora muro della Jolly a toccare sulla schiacciata di Cortina. 19 a 13. In serie positiva Letojanni. Balsamo al servizio. Si ferma sul nastro. sulla rete. Bella la direzione. Matteo Bonati dalla porta opposta, cam 2. Chiesa. Balsamo deve correre dalla parte opposta. C'è tocco del muro, non c'è tocco del muro ed è out. Out. Balsamo non è arrivato benissimo su questo E beh, ha dovuto pallone. attraversare tutto il campo. Ci poteva stare la doppia. Matteo Bonati al servizio con i suoi passetti. Chiesa riceve Balsamo verso il muro suo di centro. Vaiana. Ottimo, qua è il suo muro. Strano che Letojanni abbia fatto una scelta prevedibile. Si porta a -3. Intanto la Jolly 5 Frondi. Era Penna che prima si riscaldava davanti a me. Out, chiamano i giocatori del Letojanni. Prende lo stesso Oh, Cortina. mamma mia. Chillemi dove è Chillemi, salito? sì. Per il 20° punto del Letojanni. Cortina al servizio. Spin anche per Cortina. La prende Fabio Remo. Il pallone che torna nel campo del Letojanni. Tocca la testa del muro della Jolly. Degli Esposti dietro per Orlando. Oh, Ci arriva il Letojanni qui. con Cortina e Chiesa. Sì. Ci riprova Ancora Peppe dietro. Orlando. De E mani mani out. Ok, ok. È stata abbastanza lucida qua la Jolly. Sì. Non si è fatta prendere dalla rapidità, no? Ha scelto bene. Vaiana al Bravo servizio. Peppe Orlando. Comunque Letojanni le prende tutte, tutte. Nastro, ci arriva il numero 4 Chillemi Torre. passa in mezzo alle mani di Dionisio Di Pasquale per il 21-17. Penna al servizio, il centrale. Dionisio Di Pasquale a ricevere per la Jolly degli Esposti per Peppe Orlando. Bravo Peppe che trova, anche qua ha visto lo spazio tra Sì. le mani del muro che non era composto. Ha avuto tutto il tempo. Hai visto quanto è stato in Da aria? dove siamo noi abbiamo un po' la vista impallata, però ce li stiamo godendo i gesti atletici dei ragazzi. Oh, qua in Giovanni Chillemi, nessuno va su questa palla. Incomprensione, incomprensione. E la Jolly si porta a -2.
Pronto al servizio. Non ho visto Su chi è al Chiesa. servizio. No, perché Arena. Arena ha perso. Alzaremo. Oh, forte il Colpito colpo. Torre. Forte il colpo di Sì, Dionisio. colpito Torre. Dionisio va a scusarsi. Sì. Gesto di fair play. E stavolta a chiamare timeout Leto Ianni sul 21-20. Leto Ianni che aveva preso uno slancio, era più 5. Adesso avanti di 1. In questo timeout. Squadre che rientrano in campo qui in questo secondo set. In diretta da Leto Ianni. 21-20. Jolly al servizio. Su Riceve Chiesa. bene Chiesa, balsamo, Primo attacco tempo centrale. Perfetto. del numero 7 Fasanaro. 22-20. E Giovanni Chillemi si appresta Può far alla male alla battuta. Jolly. Vediamo se viene tenuta questa spin di Giovanni. È in. Zona di conflitto tra Matteo Bonati e Fabio Remo. Passa dritta questa palla. Si era piegato Fabio. Mancato qualcosa per arrivare al pallone. E Time adesso il out timeout Jolly. lo chiede Mister Chirumbolo sul 23-20. Tutti e due i timeout sono stati richiesti dalla Jolly. Uno solo invece per Leto Ianni, l'abbiamo visto prima. Riscaldamento per Buremi, che vediamo passare davanti alla telecamera. Ed ecco qua Giovanni Chillemi che prende il pallone, pronto al suo servizio spin. Ovviamente non è inquadrato. Su Fabio Remo, ancora non perfetto. Dionisio Di Pasquale. E tocca! Tocca il tetto. Era forte la schiacciata di Dionisio, Cortina l'ha tenuta. Ma essendoci un tetto abbastanza basso qui, tocca subito. 23-21. Dionisio a battere per la Jolly. Pipe vincente di Cortina che si rifà subito e porta al set point Leto Ianni. 24-21. E si prepara il servizio il numero 4 Torre. È entrato il numero 17 Buremi. Ed è uscito Balsamo, Sì, Gabriele. È entrato Buremi per alzano il Balsamo. muro. Alzano il muro. Leto Ianni alza il muro. Ma c'è Vitale in campo, quindi secondo alzatore. Alzerà Vitale. Out? Sì, è out. Il muro del Leto Ianni Ha 24-22. spinto sulle mani
Primo set point E mani annullato. out. 24-22. Dionisio. Oh! Ma tocca la rete? No. No. 24-23. Annullato altro set point. Era degli esposti. Chi ha saltato per schiacciare questo pallone? Mi è sembrato Vaiana, ma non lo vedo. Sì, Sì, sì. Vaiana. Sì, sì, Vaiano. Ora non vedo nulla. Arena al servizio. Chiede formazione Cortina per spezzare un po' il gioco. Mentre Arena passeggia lì pronto a battere questo pallone ed eccolo inquadrato a sinistra. Battuta su Oh! Torre, non riceve benissimo ed è forte! La schiacciata di chi era? Il numero 6. Sempre il solito Sempre lui, Cortina. Cortina, il capitano che porta il secondo set alla sua squadra. 25-23. La Jolly si è fatta sotto. Sì. È come da una situazione di svantaggio per una ricezione sbagliata, Letojanni Hai ha visto? chiuso il set con un ottimo Cortina. Però c'è da guardare anche il bicchiere mezzo pieno. Comunque la Jolly non ha dato un ampio vantaggio agli avversari perché il primo set finito 25-12, il secondo 25-23. Ovviamente avranno tanto da migliorare, ragazzi. È una squadra molto giovane, ricordiamo, quella della Jolly, e se non sbaglio ancora più giovane rispetto allo scorso anno. Poi ce li facciamo due conti. E intanto vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Edicola di Pinuccio, Facebook e Instagram, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. Iscrivetevi al canale YouTube, c'è anche una campanellina vicino al tasto iscriviti qua sotto. Se l'attiverete riceverete tutte le notifiche non appena caricheremo un video o andremo in diretta. Si ripartirà dunque dal 2-0 per Letojanni, 2-0 di set. Nello scorso set abbiamo visto l'esordio di Raffaele Zangari per la Jolly Cinquefrondi. Prima giornata di campionato Serie B maschile. Girone M quest'anno. L'anno scorso abbiamo avuto i gironi divisi in due. Noi eravamo nel girone L2 per poi incontrarsi nei playoff. L'anno scorso la Jolly ci è arrivata ai playoff giocati contro la Cupe. Abbiamo visto due belle partite. E intanto le squadre rientrano in campo qui alla palestra della scuola media Enrico Fermi di Letojanni. Vedete anche il nuovo logo del Jolly Cinquefrondi.
l'Aquila, la J sempre presenti. Squadre nuovamente in campo, nella Jolly in campo Bonati, Orlando, Remo, Di Pasquale degli Esposti, Vaiana e Arena. Confermati anche i 6 del Letojanni. Subito la gioca il Letojanni al centro. Risponde la Jolly al centro con Vaiana, Remo e Dionisio Di Pasquale sistema un pallone che sembrava destinato alla tribuna. Balsamo, ancora muro della Jolly, un ottimo recupero del Letojanni, altro muro della Jolly, ma questa volta termina out. Abbiamo visto un bello scambio tra le due squadre e il Letojanni ad avere la meglio. 1-0 quindi per la formazione siciliana. Adesso al servizio Battiato, lo vediamo inquadrato qui sulla destra. Remo, degli Esposti, bravo qui a saltare Torre, poi pallone che rimbalza sul braccio degli Esposti e break subito del Letojanni. 2-0. Riceve bene Dionisio Di Pasquale, si propone per l'attacco che è forte, non tiene il numero 6 Cortina, pallone che finisce sul tetto della palestra. Quindi primo punto per la Jolly in questo set. 2-1. Walter Vaiana pronto al servizio. Walter Vaiana lo scorso anno ha avuto una crescita esponenziale di partita in partita. Si ferma sulla rete però il suo servizio. Quindi 3-1. Servizio spin. C'è anche il nastro della rete. Arena! Arena! Vediamo anche un suo punto. 3-2. Per Arena un passato in A3 nella Franco Ticano Palmi. Degli Esposti al servizio. Balsamo cerca all'indietro Giovanni Chillemi che viene murato. Monster block della Jolly che pareggia 3 pari. Ancora Luca Degli Esposti al servizio. Seconda stagione per lui alla Jolly. Al limite questo pallone. Attacco centrale. Il muro della Jolly in ritardo. Un missile tirato dal centrale del Letojanni. 4-3. E si prepara al servizio Torre. Spin per lui. Si ferma sul nastro. Ancora parità quindi tra le due squadre. 4 pari. Dionisio Di Pasquale al servizio. Su Chiesa. Ci arriva Dionisio Di Pasquale, recupera il pallone e lo gioca a Letojanni con la free ball. Pipe di Chillemi, si tuffano i giocatori della Jolly. Prova con il piede a recuperare poi Matteo Bonati. Pallone che finisce sul tetto, ma comunque abbiamo visto una bella azione. 5-4, passa di nuovo in vantaggio Letojanni. Fasanaro al servizio per Cam 2.
un po' di tempo, bisogna asciugare il campo. Salvo Suraci, presidente del Letojanni, fa tutto lui. Dionisio Dionisio Di a ricevere, Pasquale, sì. primo tempo ma basso per Arena che può solo rimandare alla parte opposta. Giovanni Chilleme Nastro, non Nastro. tocca. No, Nastro. Questo era Nastro. Non l'hanno toccata, è rimbalzato proprio sul nastro, ma Sì, tanto peccato perché poteva essere il punto della parità per la eh. Jolly. Non vogliono protestare, ragazzi. Giustamente sotto 2-0 con un divario tecnico enorme. Break Letojanni. Riceve Dionisio, preso di mira dal Letojanni. Dall'altra parte, bravo, Bravo Dionisio a Luca. passare sulla lungolinea dove Giovanni Chillemi non riesce a intervenire. E di fatto il muro del Letojanni qui era un po' impreparato. 6-5, accorcia di nuovo la Jolly. Adesso al servizio con Arena. Balsamo, Mamma mia, forte, forte, la schiacciata chi di era? Cortina. Sempre lui a trascinarsi la squadra. Sette 5. Riceveremo degli esposti dall'altro lato per Bonati. Tocca il muro. Come sempre buona la copertura del Letojanni. Ci arriva degli esposti. Ah, è andato sul Murato. set, sulla testa Sì, di Matteo Bonati. pallone che carambola dopo il tocco del muro sulle spalle di Sulla Matteo. testa. 8-5. Out. Chi era? Torre al servizio. Sì, lascia sfilare Fabio Remo. Orlando. 8-6. Orlando al servizio per la Jolly. Anche quest'anno Peppe Orlando sulla sua maglia. Vediamo prima la spin, buona. Su Chiesa che tiene bene Pipe Vabbè. senza muro. Torre fa quello che vuole. Giusto, giusto così. Dicevo, sulla maglia di Peppe Orlando c'è scritto Orlando e poi il numero 19, cancelletto 19 a fianco al nome, perché ricordiamo è il suo vecchio numero. Ora è con la numero 2. Orlando Hashtag hashtag 19. 19. Servizio Letojanni, spin. Giovanni Chillemi su Fabio Remo Bene. che tiene bene degli esposti E per rispondiamo anche noi col Dionisio. pipe. Cos'è? Ha Pestato? calpestato, ha calpestato. Lo vede Ah. il secondo arbitro. Peccato. Sì, perché era andata bene questa schiacciata di Dionisio. Però da seconda linea tocca la riga, entra nei 3 metri prima di alzarsi in schiacciata. Cortina al servizio, spin, Sì. forte ma Remo ci sta. Olè. Tocco del muro. Tocco del muro, poi tocco di Chiesa che ha mandato in controtempo il suo compagno. Una bella azione della Jolly, però il muro non è stato tratto in inganno dal primo salto. 17, cambia lato. Matteo Bonati. Bonati. Avete visto forse una testolina muoversi sulle linee di fondo campo verso Chiesa. Primo Sacco tempo, dai. centrale. Guaiana, poi degli esposti in bugger. Dionisio Di È Pasquale. out. No, È è in, in. è È in. in. È in la schiacciata di Dionisio. Diagonale all'angolino che non vediamo Sì. noi seduti perché abbiamo Renzo e spalle di Renzo che ci coprono.
Ora Bonati al servizio, attenzione alla pipe ed è Out. out. Sì. 19 accorcia la Jolly. Matteo Bonati al servizio. Sempre dal lato sinistro del campo. Vedremo se prenderà di mira nuovamente Chiesa. Un po' Invece, più spostato, oh! Ace di Matteo Bonati. 10 pari. Prende Torre, che non si aspettava questa palla. Un po' più spostata. Sì, Molto diagonale, defilata, molto 3 defilata. metri. Si avvicina ora Torre, Ha fatto una curva tagliente la palla. come ci ha detto il navigatore prima. Poi ve la spieghiamo. Di nuovo Torre in difficoltà e Torre si propone ed è Out. in. È in. Questa è in. Sì, sotto gli occhi dell'arbitro. Purtroppo non riusciamo a vedere dove finiscono i palloni. Vabbè, possiamo guardare il 11-10. monitor invece di guardare la partita. Poi un'idea. Raccoglie il pallone il Letojanni avanti Numero di 1. 3 Battiato alla battuta. 11-10. No, rete piena. Forse un po' di stanchezza ci può stare adesso tra i giocatori del Letojanni. Servizio Jolly con Vaiana su Chiesa. Balsamo. Torre, chi c'è da quella parte? Solito Torre, sì. Mura 1. Torre ha tutto il tempo di saltare, guardare e schiacciare in diagonale. Giovanni Chillemi al servizio. Cam 2 Gabriele Veloce. Eccolo qui, l'ex Jolly, Giovanni Chillemi. Spin come sempre per lui su Fabio Remo che tiene bene degli esposti dall'altro lato per Dionisio. Bene. Tiene bene anche Bello, il Letojanni. bello. Oh! No! Arena intercetta la palla dove si era già preparato Peppe Orlando. Lo Questo prende in controtempo. è un bel punto. Molto fortunato, ma è un bel punto. Beh, ci sta, ci sta. 13-11. Break. Nuovo break per Letojanni. Sempre con Chillemi al servizio. Spin per lui. Stavolta Bene, su Matteo bene Bonati. Bonati, perfetto. Ok, ok. E ci pensa degli esposti di prima intenzione. Si dice così, Gabriele, vero? Sì. Ed è 13-12. degli esposti al servizio. 13-12. Autore dell'ultimo punto della Jolly. Va su Molto. Torre, questa Sì. volta Torre ci sta, ma c'è Muro Muro. Jolly è in sulla linea. No, peccato. È out. Mi sono spostato apposta per vederla. Sei out proprio di pochissimo. Qua ci stava un challenge. E non ce l'abbiamo. Mi dispiace per questa settimana, forse anche per la prossima. C'è purtroppo da reinstallare tutto. Ancora Giovanni Chillemi, Matteo Bonati tiene. Oh, qua valuta male degli esposti. Era indeciso. Era indeciso, è arrivato Sì, sulla proprio palla indeciso poteva. sul pallone. Che faccio? La prendo? Non la prendo? Non la prendo? Non sapeva se alzarla in bugger dopo il tocco della rete oppure mandarla di là. Avrebbe potuto ritentare il colpo fortunato mandandola di là. È Chirumbolo che grida? Sì, è lui, è lui. È lui, è lui. Voi in cuffia, ovviamente il microfono della cuffia non riesce a catturarlo, ma molto arrabbiato Tonino Chirumbolo. Sì, perché aveva detto non regaliamo nulla. E Deve stiamo tirare regalando un po' fuori. a una squadra che non ne ha bisogno. Sì.
Avanti di 3 adesso le Toianni dopo questo time out chiesto da mister Chirumbolo. Vediamo se ha dato una svegliata ai suoi ragazzi. Cam 2 Gabriele Una sveglia. Torre alla battuta, Cam 2 veloce ed No. è Ace. Ace. Ottimo gesto. Sedici 12. Stavolta tiene bene Dionisio Di Pasquale. Peppe Orlando Ed all'opposto è in. della Jolly. Sì, 16 a 13. Deve accorciare la Jolly il più possibile se vuole portare a casa almeno un set. Dionisio Di Pasquale al servizio. Da fondo campo. Balsamo all'indietro. Torre vai, No! Oh! ah, Calpesta! infatti c'era Calpesta. Matteo, io non ho toccato nulla, dice sono innocente. Ancora Dionisio da fondo campo su Chiesa. Balsamo costretto al bugger. Oh, Forte questa passa schiacciata. Cortina su questa alzata in bugger di Battiato, di Balsamo. Balsamo Battiato, vedi? Balsamo ha alzato in bugger perché il pallone ricevuto era molto basso. 17 a Fasanaro 14. al servizio Cam 2 Gabriele, ti scordi sempre il Cam 2. Dionisio Di Pasquale Degli esposti stavolta campionato per Peppe ed è Orlando. out. Out, peccato anche questa. Sì, è Avrebbe, partita ha svirgolato, sì, avrebbe potuto fare di più qui. aveva la parallela libera, ma la palla è partita in curva, come ha detto il navigatore, Tagliente. curva tagliente a destra. 18-14. Perché dovete sapere, c'è una curva morbida e una curva tagliente, no? Certo. Dionisio riceve per la Jolly degli esposti. Out anche l'attacco di Matteo Bonati. E manca anche la precisione alla Jolly. Precisione che sembrava ritrovata. 19-14. La strigliata non ha fatto bene. Beh, non stiamo regalando ora. Di Purtroppo prima abbiamo regalato con giochini, con stupidaggini, ora vabbè, ci sta, forzi la battuta, forzi la schiacciata. Servizio di Fassanaro. E Out. aeroplanino. C'è stanchezza da una parte e dall'altra. Arena per la Jolly. Sì. Di Taurianova. Arena. Corta su Chillemi. Chillemi che svirgola, ma dall'altra parte alzano giusto. No, era out, la prende Ma non si sa, Arena. è passato in mezzo al muro. E tocca, Non non tocca. tocca. Guarda lì. Guarda Out. lì. È in, è in. Guarda lì, è in. Stato molto preciso qui il Toianni. Che si porta avanti di 5. Time out. Sì, altro time out chiesto da mister Chirumbolo. Nella prossima giornata Catania ha cambiato. Partinico contro Bronte, Jolly ospite a Palermo, la Papiro contro la Guppe Volley. Vediamo se riesco a farla ripartire. Così leggiamo gli altri.
Eccolo, Catania contro Lamezia, Letojanni contro Tonno Callipo e Siracusa contro Catania. Riceve Fabio Remo, Matteo tacca Matteo Bonati, Bonati, la Muro. copertura a fondo di Fabio Remo, degli esposti all'indietro per Pep Ma è Orlando e alto svirgola anche questa. anche Orlando, in debito d'ossigeno. Sì, e viene chiamato in Non causa sono un altro acquisto della Jolly di quest'anno. Pep Orlando esce, fa spazio a Renzo, Renzo. Emanuele Renzo. Ho messo il punto a 9, ho sbagliato. Balsamo. 21-15. Pipe Oh! Muro granitico del numero 3, Battiato. Muro come dolomitico. 22 a 15. Dionisio. Questi muri danno una botta psicologica incredibile. Spin. Tocca anche il nastro questa battuta. Renzo non forza la schiacciata, ancora Renzo, sempre Muro degli Dall'altra esposti, parte. stavolta cambia lato. Bonati, c'è sempre Muro del Letojanni, degli esposti ancora da Bonati. Chiesa, ma stavolta il Questa volta pallone passa. dalla parte opposta, è out. 22 a 16. Cercato 2 volte nella Renzo. Jolly Renzo, che adesso è al servizio. Cercato 2 volte. Intanto esce Chillemi per Letojanni, entra numero Entra 17 Buremi. Buremi. Dicevo, cercato 2 volte Renzo, poi cercato 2 volte Di nuovo Bonatti il cambio, dagli esposti. Balsamo. Ed entra il numero 12, secondo Vitale. alzatore, sì, Vitale. Fa prendere fiato ai suoi giocatori, il mister del Letojanni. Renzo. Subito il numero 17, Remo la manda di là, free ball Letojanni. Ancora chiamato in causa, gli rimane lì sulla pancia. Bravo Buremi a schiacciare forte. Fabio Remo trattiene il pallone. 23 a 16. Cortina al servizio. Boom. E si ferma. Sulla rete tra poco rischiava di prendere Torre. 23-17. Matteo Bonati al servizio. Primo tempo messo a segno. Battiato. 24 a 17 si porta al match point. Savam Costruzioni Volley Letojanni. Aveva tenuto la Jolly per metà set. Si ferma sulla rete e se ne va il primo set point. 24 a 18. Servizio di Walter Vaiana. Eccolo il punto finale della gara con il money out ottenuto da Volley Letojanni, che vince questa partita 3-0, 25 a 12, 25 a 23 se non mi sbaglio il secondo set, 25 a 18 questo terzo set. Al saluto le due squadre, saluto distanziato come l'anno scorso. E
un ottimo esordio per Volley Letojanni, un po' meno per la Jolly Cinquefrondi. Ovviamente sapeva della partita difficile contro Letojanni, che è una, lo ripetiamo, una delle candidate, una delle favorite, no, di questo campionato. Sì, sì, avete visto gli elementi della un Letojanni. grandissimo divario tecnico tra le due squadre, ovviamente. Esperienza e molti elementi che hanno militato anche in Serie A2, A3 e A1. E soprattutto sono da anni e anni in Serie B, come Balsamo, Battiato, li abbiamo visti non solo a Letojanni, anche nelle varie squadre di che ha Catania. giocato Giovanni che ha giocato con noi Palmi, anche, a Palmi nella 3. Nella 3. E noi abbiamo il gruppo giovane. Sì, Molti dobbiamo under, crescere. molti under. Valutiamo questa prima partita di campionato contro la candidata, una sicuramente delle candidate al superamento Possiamo del fare un torneo. piccolo confronto con la squadra dell'anno scorso. Se noi ci pensiamo, l'anno scorso la squadra inizialmente sembrava da zona retrocessione, Esatto. no? E poi è arrivata ai playoff, quindi crediamo è in una questa squadra squadra, che può crescere, gli elementi ce li ha. Consideriamo Magari che abbiamo poi un opposto che l'anno scorso faceva il centrale, abbiamo un libero sì. che l'anno scorso faceva la banda. Sì. Per cui Magari poi avremo anche ai microfoni nelle prossime partite il DS Belcastro, vediamo cosa ci dirà al riguardo, anche il mister Tonino Chirumbolo. Comunque noi vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi. Salutiamo. Dopo 5 mesi siamo tornati, finalmente non vedevamo l'ora di tornare un po' alle abitudini anche con il pubblico al palazzetto. Ricordiamo che le prime 3 la Jolly le giocherà fuori casa per lavori in corso al Palabonini. Del Palabonini. Sì, quindi speriamo la quarta partita di farla in casa. Quindi la prossima gara sarà a Palermo. Sarà dura, lunga, una delle trasferte più lunghe. Tra 2 settimane, se non mi sbaglio, Catania. E poi rientriamo con il Fiumefreddo, se non ricordo male, al Palabonini di Cinquefrondi. Salutiamo in quel di Torino chi ci sta ascoltando. Salutiamo tutti a casa, vi ringraziamo ancora una volta per averci seguiti e continuate a seguirci. Arrivederci. Sulle Edicole di Pinuccio. Da Renato e Gabriele è tutto e arrivederci alla prossima.